La launetta è uno strumento antichissimo. Ha un suono continuo, perciò il suonatore deve avere sempre una provvista di fiato nella bocca. Le sue note assomigliano un po' a quelle della cornamusa, ma il ritmo è più veloce e saltellante. Fine prima parte. Grazie per questa prima parte di questo contributo a Torino Leoni. Nel frattempo chiamerei il gruppo Concordia a Launeddas per il secondo intervento musicale, un gruppo storico, un'associazione storica che nasce già nel 1987, proprio successivamente alla prima scuola che l'ha nata a Cagliari, seguita da Luigi Lai nel 1982, e quindi da tantissimi anni, già dal 1987, che Concordia a Launeddas non solo suona ovviamente, ma continua a fare ricerca. Quindi chiamerei i suonatori di Concordia a Launeddas sul palco. Della festa suoneranno una suonata abbastanza antica, che è quella di Savorona, una suonata che si faceva in occasione della Questua, e seguiranno poi con un accompagnamento escufradiasa.
grazie all'Associazione Concordia Launedas. Ed è il momento di iniziare invece con gli interventi veri e propri, quindi chiamerei i nostri relatori sul palco, Alessandro Deiana, Omar Bandinu e Gianfranco Meloni. Iniziamo a chiamarli sul palco per iniziare gli interventi. Riguardo appunto la festa, abbiamo detto che è la tematica principale di questa serata. La festa in Sardegna non è solo veramente uno svago, ma è un rito collettivo in cui la comunità si riconosce, rinnova i propri legami, si riafferma in quanto tale. E le Launedas hanno una funzione centrale nella festa, in quanto fanno da ponte tra la sfera sacra e la sfera profana, annunciando con l'acquesto appunto, accompagnando la festa, le processioni e poi i balli successivi, quindi seguono proprio dalla fase precedente alla festa a quella successiva tutti i vari momenti che scandiscono questo rituale, quello della festa appunto, in cui ci si allontana da quello che è il quotidiano per inserirsi in rituali che sono appunto fuori dal quotidiano, in cui si rinnovano i legami della comunità stessa. Quindi lascerei la parola adesso ad Alessandro Deiana, antropologo che ci parlerà appunto di questa tematica e che ha già pubblicato diverse sue ricerche e saggi sul tema del folklore e delle tradizioni popolari. Quindi prego Alessandro. Grazie. Sentite, sì. Grazie a Sassozio, Launedas, che mi ha invitato innanzitutto. Ora, mi è stato chiesto di fare una breve introduzione alla festa, quindi che cos'è la festa, dal punto di vista antropologico fondamentalmente, insomma, che è la mia, diciamo così, specializzazione. Come vedete dal titolo, la festa, economia, simboli, mito tra passato e presente. Dirò subito che la mia sarà una brevissima introduzione alla festa, di cui ne tratterò molto velocemente, molto sinteticamente i tratti generali della festa, in particolar modo in area mediterranea ed europea. Quindi solo alla fine farò alcuni riferimenti al caso sardo, alcuni aspetti che riguardano la Sardegna, soprattutto per quanto riguarda le novità, i cambiamenti che ha subito la festa negli ultimi tempi. Quindi la mia, ripeto, sarà più che altro una panoramica generale, che poi potrebbe essere utile, me lo auguro, per discutere più in dettaglio il caso sardo. Allora, quindi, come vi dicevo, tratterò solo alcuni dei tratti principali, dei principali caratteri storici che accomunano le feste nell'Europa mediterranea, quindi ci possono essere delle eccezioni che però confermano più o meno queste regole della festa. Ora, io ho suddiviso, ho selezionato alcuni tratti, questo l'ho fatto anche sulla scorta delle ricerche storiche e antropologiche, cioè ho pensato di poter considerare tra i caratteri principali della festa queste tre dimensioni qua, che non esauriscono la festa in tutta la sua totalità, però ci possono dire alcune cose molto importanti di quella che è la festa. In particolar modo io tratterò una sorta di universale della festa, quindi quello che la festa è stata per gran parte della storia, diciamo così, degli ultimi secoli in area mediterranea ed europea, e ovviamente la Sardegna ci sta tutta in questo contesto, però alcuni di questi tratti, poi lo vedremo magari un attimo velocemente, in parte adesso si sono molto modificati. Quindi molto velocemente partiamo dalla dimensione economica.
per economia intendo la sfera della produzione, dello scambio e del consumo, di tutto ciò che serve per la sopravvivenza, per la vita umana. Quindi quando parliamo di economia, naturalmente la prima cosa a cui possiamo pensare è le cosiddette feste tradizionali di un tempo, il rapporto che c'era tra festa e la dimensione del lavoro contadino, del lavoro agricolo, del lavoro pastorale, ok? E deve essere chiaro che appunto la festa ha un rapporto indissolubile con la dimensione del lavoro, ovvero quando termina il lavoro si festeggia. Quando si festeggia si interrompe il lavoro. La festa era, soprattutto in passato, oggi molto meno, per motivi che possiamo anche immaginare, fondamentalmente il fatto che la tecnica, il progresso tecnico e scientifico ha trasformato radicalmente il mondo della produzione agricola, in particolar modo. E quindi quello che un tempo era una dipendenza radicale dalla natura, e questo si vedeva anche nella festa, oggi non lo è più. Quindi il tempo del lavoro appunto dipendeva, se il tempo della festa dipendeva dal tempo del lavoro, il tempo del lavoro dipendeva dal tempo della natura. Le stagioni, il clima, tutto quello che poteva essere a che fare con la sfera degli accidenti atmosferici, ok, che potevano condizionare il lavoro e quindi anche la festa. La festa quindi come rigenerazione di sé, degli esseri umani e della natura stessa. Come molti di noi sanno, la festa o le feste in passato erano anche un momento per propiziare, okay, appunto il raccolto, quindi ancora una volta il legame tra festa e produzione, festa ed economia. E quindi la festa è appunto l'opposto dialettico del lavoro, che vuol dire che appunto non c'è festa senza lavoro e in un certo senso non c'è lavoro senza festa.